As tax breaks for the second homes built entirely on regional digital platforms, Friuli Venezia Giulia reports 105,000 declarations in its first year. Risultati stupefacenti, non ci aspettavamo un'adesione così massiccia a questa iniziativa. Quando abbiamo iniziato sapevamo che l'obiettivo da raggiungere era duplice, quello di sgravare dal peso di un'imposta tanti cittadini del Friuli Venezia Giulia e rendere il nostro territorio più attrattivo dal punto di vista turistico. Questo intervenendo sulla prima e seconda casa, cioè dando la possibilità a chi ha una casa in più, che magari è la casa al mare, la casa vacanze, o che vuole investire in Friuli Venezia Giulia per comprarsi una casa vacanze, di sapere che qui si paga meno. Non ci aspettavamo certamente questi numeri, oltre 105.000 domande presentate fino al 30 giugno di quest'anno per un'iniziativa partita da zero, per una competenza arrivata appena nel 2019 in Friuli Venezia Giulia. Quindi risultati molto soddisfacenti, sia perché evidentemente c'è stato apprezzamento da parte dei cittadini, sia perché ancora una volta si sono dimostrate le competenze degli uffici e di Insiel, in questo caso, che ha messo in campo la piattaforma che serviva per presentare le dichiarazioni.